che vi sta parlando di ambiente. Ora cambiamo leggermente argomento perché andiamo nel Parco del Sile. Il Parco del Sile è uno dei parchi regionali del Veneto e siamo qui con l'assessore Flavio Silvestrin, assessore regionale ai parchi appunto, e con il presidente Alberto Magatton, presidente del Parco Sile. Oggi grande giornata, assessore, abbiamo presentato questo piano ambientale, questa riorganizzazione di un piano ambientale che comincia a parlare anche un nuovo linguaggio, non solo ai cittadini che vivono nel parco ma anche alle aziende che vi operano. Ecco sì, oggi noi abbiamo avviato questo lavoro questo nuovo piano, un piano che comprende in sé anche il piano di gestione del parco, il piano paesaggistico e anche per certi aspetti anche il piano urbanistico. Quindi facciamo un piano che ne comprende 3 in sostanza e quindi credo che questo sia già un passo avanti molto importante e molto significativo. Vogliamo anche mettere sul tappeto in questa occasione di revisione di questo piano anche l'importanza di far convivere in modo significativo la natura con l'uomo. In questo termine. Lei ha toccato quindi i temi principali, importanti, quelli che portano il Parco del Sile ad essere un laboratorio del Terzo Veneto. Beh, c'è anche soddisfazione e orgoglio in tal senso, Presidente. Sì, certo, e mi preme dire che sarà anche un modo per semplificare le attuali disposizioni attuative del parco, cioè meno burocrazia, e questo è molto importante per il cittadino, perché il parco lo vedeva più come un'imposizione che come un qualcosa, come un'opportunità, e questa è l'occasione per mettere mano e cercare anche di introdurre quella parola condivisione, partecipazione fra tutta la popolazione, fra tutte le comunità locali, in modo da renderli partecipi di progetti strategici e di azioni sostenibili all'interno del parco. E questo è importante perché se non viene da chi vive quotidianamente il parco la capacità poi di sapere diciamo, tenere in giusta considerazione questi valori che ispirano questo piano. Allora, io la ringrazio davvero, Presidente, quindi meno burocrazia e più interventi. Proprio in conclusione, Assessore Silvestrin, lei ha detto dobbiamo lasciare un segno positivo alle future generazioni. Diamo il via a questo nuovo impegno e quindi questo segno che lasciamo ai futuri amministratori e anche alle future generazioni, e quindi dobbiamo creare questo, diciamo, questa riconciliazione tra l'uomo e la natura. Ecco, questa è la cosa più importante e credo che questo sia proprio il segno tangibile che dobbiamo lasciare. Bene, grazie davvero Assessore Silvestrin, grazie anche ad Alberto Magatton, Presidente del Parco del Sile. Noi ci fermiamo qui per il momento, ci vediamo questo servizio ancora dedicato alle tematiche ambientali e poi ritorniamo sempre per incontrare altri protagonisti di questo nuovo piano ambientale. Bimbi a lezione di rispetto ambientale. Aboliti aule e banchi, il comune di Conegliano ha deciso di offrire a tutte le scuole l'opportunità di una speciale lezione en plein air lungo il fiume Monticano, come ci spiega il sindaco Alberto Maniero. Con un progetto rivolto proprio ai più piccoli, alle scuole, andiamo alla scoperta insieme anche agli esperti, quindi in collaborazione con la forestale, di questi luoghi, con tutto quello che è l'ambiente che ci circonda, dalla fauna alla flora, che è la ricchezza primaria di questi ambienti. In cattedra per un giorno gli agenti del Corpo Forestale dello Stato che hanno immerso i ragazzi nella flora e nella fauna fluviali. Questa è una zona molto importante proprio perché si insinua quasi fino al centro di Conegliano e quindi basta 100 metri dalla strada e ci troviamo già immersi nel verde, proprio un verde incontaminato, a contatto di campi coltivati e anche di rive dove troviamo una varietà di botanica molto importante. Quindi è fondamentale far apprendere questo proprio ai bambini. Oltre 500 alunni hanno aderito all'iniziativa Monticando, un successo che ha messo in evidenza l'importanza di questo progetto sul piano della formazione scolastica dei bambini. È molto importante che anche i ragazzi riescano a inserire le specie nel contesto ambientale dove vivono e riescano anche ad avvicinarsi ai principi fondamentali dell'ecologia per capire l'importanza degli animali e delle piante, ma anche degli ecosistemi. Sono molte le iniziative che vedono impegnata l'amministrazione coneglianese sul tema ambientale, come ci spiega l'assessore Claudio Toppan. L'obiettivo di questa amministrazione da alcuni mesi, direi quasi da un anno, è stato appunto di rilevare tutte queste nostre piste ciclabili e trovarne tutti i punti cruciali e quelli dove non c'è sicurezza, con poche spese di mettere in sicurezza e dare continuità. Anche per quanto concerne
l'uso dei mezzi pubblici, stiamo spendendo parecchia energia promuovendola all'interno delle scolaresche, promuovendo addirittura con le scolaresche delle uscite in autobus, facendo conoscere appunto la facilità con cui ci si può spostare in autobus. Monticando, a scuola di ecologia risalendo il fiume Monticano fino al lago di Pradella. Da diversi anni abbiamo avviato una serie di iniziative, dai contributi ecologici alla promozione dell'utilizzo dei mezzi pubblici, le biciclette pubbliche, una serie di interventi, e con questa giornata Monticando siamo alla scoperta di quelle che sono le parti, diciamo, dell'ambiente più qualificate all'interno del nostro territorio. Rientriamo in questo studio ideale di Cronache Trevigiane che sta affrontando le tematiche ambientali sì, ma in questo caso lo sviluppo del piano ambientale del Parco del Sile. Ora incontriamo alcune delle professionalità che ci aiutano a comprendere questo sviluppo appunto. E saluto la professoressa Marzaro, grazie per essere qui, docente all'Università di Padova, e l'architetto, diciamo con il cuore che sa da Parco del Sile, Gennaro Memoli. Allora, cominciando da lei, esperta di paesaggio, diceva poc'anzi che il paesaggio non va in contrasto al territorio, ma è un tutt'uno. Il paesaggio anzi ormai si identifica con il territorio e c'è l'eccezione, diciamo, nel caso in cui il territorio non costituisca anche paesaggio. Siamo passati da una concezione in cui il paesaggio era isolato al bello di natura, alle bellezze di cui si godeva esteticamente, ad una concezione in cui invece il paesaggio è diffuso sul territorio perché esprime un valore identitario, perché è quel valore in cui le comunità stanziate sul territorio si identificano. Grazie professoressa, resti qui con noi. Gennaro Memoli, possiamo allora trarre le conclusioni di questo percorso, di questo piano, dove andrà a parare? Allora, questo piano andrà a parare a tutela del Sile, a tutela e valorizzazione. Sono le due parole magiche che permetteranno al Sile di crescere e di tutelare i propri paesaggi, di tutelare i prodotti, le tradizioni, l'identità, ma anche di produrle, di costruirne di nuove. Perché io ricordo sempre, non c'è tradizione che si consegna alle future generazioni senza che questa tradizione sia di volta in volta, in questo passaggio, modificata, trasformata. Quindi la tradizione è frutto anche del lavoro dell'uomo, di modifica e di evoluzione. Questa è la cosa più importante. Ecco, i sindaci hanno bisogno di meno burocrazia. Allora, uno dei nostri slogan è quello di dimezzare la burocrazia e raddoppiare gli interventi. Gli interventi li abbiamo descritti in questa giornata di incontro con le amministrazioni, possono essere riassunti in una parola che dà il parco ai propri cittadini, alle proprie comunità. Una parola in 4 che è semplificare, estendere, informatizzare e tutelare. Queste sono le 4 parole in una sola e la garanzia che il parco dà di completare questo piano per il parco. Io la ringrazio, architetto Memoli, ringrazio anche la professoressa Marzaro. Noi ci fermiamo qui e tra poco allora le conclusioni con alcuni amministratori di questo splendido territorio che è il Parco del Sile.